culturale di fama internazionale, vive a Londra ma è siciliano come noi, e se tutto questo è possibile, è stato possibile, lo si deve a loro. Grazie, grazie davvero, la città di Caltagirone vi è particolarmente grata. Questa mostra rimarrà aperta per quasi tutto il mese di agosto, dai prossimi giorni, da questo momento fino quasi a fine agosto, e contrappunterà e segnerà un mese che per noi è un mese particolarmente importante, perché è il mese della fede, è il mese della festa, è il mese del turismo, è il mese sul quale noi puntiamo tanto, e non è solo il mese sul quale puntiamo tanto, perché la nostra città davvero assurga al luogo di bellezza, di cultura, di accoglienza. Grazie e buon divertimento a tutti. Salve, la parola a Sua Eccellenza per un saluto. Mi volevo, grazie dell'opportunità, mi volevo soffermare soltanto a dare la benedizione, però ve lo volevo fare con una barzelletta, però non so se prima fare la benedizione e poi ridiamo. Cosa dite? O prima faccio la benedizione? Scegliete voi. Vabbè, facciamo prima la benedizione, poi vi racconto però la barzelletta che vi può rimanere. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Voglio illustrare qual è il senso di una benedizione. Noi facciamo delle cose e vogliamo dire bene, che queste cose hanno un senso, che queste cose ci accrescono in umanità, in unione, in concordia, in armonia. Allora invito tutti, anche se qualcuno può magari non condividere il modo, si unisca ugualmente, spiritualmente, ecco, dentro il suo animo e il suo pensiero. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi